Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo in Spagna, girate la frontiera, sesto posto in griglia, gara non strafavorevole ma neanche negativa come l'Argentina, quindi voglio almeno il terzo posto. Per poi cominciare le gare europee veneziane, quelle favorevoli dalle Mans, dalla prossima in pratica. Prima curva fondamentale qua a Jerez. È successo di tutto ragazzi, di tutto, però io ho tenuto la mia posizione, cioè onestamente sono anche cazzi vostri, le Ducati si ammazzano da sole, un po' come nella realtà, ma non mi sembra di aver fatto cose dannose, cioè io sono rimasto nella mia traiettoria, cazzi vostri onestamente, io me ne sbatto i coglioni. Vabbè, l'importante è comunque non colpire e non fare casini con i primi, chiaramente degli altri fotte sega, ma in questo caso proprio io ero dritto, fanculo a voi. Comunque sappiamo che la prima curva in Spagna qua è durissima, sempre incidenti, un po' come la curva della Malesia nel secondo settore, là, non mi ricordo precisamente quale come numero, però la curva là cade sempre gente. Pedrosa va per campi intanto, erroraccio di Pedrosa e siamo già terzi. E adesso inizia la vera battaglia, quella bella, quella tosta. Magari se non sbagliamo è meglio, come grazie. 7 giri ragazzi, sono tanti in questo gioco, se nella Formula 1 non te ne accorgi neanche. In MotoGP 7 giri sembrano eterni. Vai comandissimo. No, brutto errore qua. No. Vale, stai calmo. Possiamo recuperare da quei due stronzi che giocano anche in casa. Ok, primo giro completato. Quella qua la curva pericolosa della partenza. Ci sono ammazzati le due Ducati. Io ero già davanti, però senza cambiare traiettoria, volevo precisare perché non mi sembra proprio, gli ha fatto disastri. Ma comunque fotte sega, io sono Rossi, posso tutto, ciao. Io posso tutto. Guarda che lotta tra Marquez e Lorenzo che però hanno un passo migliore, E la cosa non mi piace per niente. Comunque lo sapete, il Kuma è pazzo, quindi ci proverò. Almeno un tentativo lo voglio fare, se devo un attimo studiare la situazione. Questa è un'altra curva pericolosissima che in qualifica mi ha dato non pochi problemi. Ecco, la fretta su MotoGP è proprio la cosa peggiore, quindi noi andiamo tranquilli, andiamo calmi, tanto loro stanno battagliando. Quindi stanno perdendo comunque decimi preziosi. Buono. Ok, very good. Così va benissimo. Così va molto bene. Occhio adesso. Attenzione, errore di Marquez, errorissimo di Marquez, ha recuperato tantissimo in questo giro. Giro mostruoso di Valentino che sicuramente è anche il fastest lap. Molto bene, molto bene. Perché il passo c'è, eccolo infatti, lo sapevo. Giro record di Valentino, 1.38 e non ho capito cosa. Sono riuscito a leggere. Voglio andare piano, non voglio rischiare di far sorpassi in curva perché questo purtroppo GP ha il problema che ha delle curve bastardissime. Ok, abbiamo Marquez a tiro. Piano, pianino. Ok, second place. C'è tensione ragazzi, c'è tensione qua in Spagna, sentite i fischi contro Valentino chiaramente, ma avete poco da fischiare, siete delle merde appunto, e dopati anche, maledetti spagnoli. Da quando sono arrivate le siringotte hanno vinto dappertutto.
Buono, buono. Ci siamo, Beppe, ci siamo. Fa un po' un rischio. Le gomme per adesso vanno bene. E un altro giro se n'è andato. Mamma mia. Cosa difficile, proprio la cosa più difficile non è nella fisica pro, è nella difficoltà reale, ma sono i 7 giri. Perché veramente è dura. Forse fare gara completa, cioè ti viene un infarto, cazzo. No? Mamma, qua però veramente ho rischiato di cadere, eh. Comunque la moto volante di Austin, ragazzi, è qualcosa di bellissimo. Qualcosa di epico, veramente. Qui Lorenzo, ragazzi, sto campionato fa un passo micidiale. Super Lorenzo proprio. E che può venire fuori veramente un mondiale spettacolare. A studiare, diciamo, come ad Austin per il momento, cioè Lorenzo primo, io secondo, con la possibilità anche di avvicinarmi, però con la paura anche di sbagliare. Vedi Argentina, cioè, devo valutare che fare. Il secondo posto mi va benissimo in questa gara, e ripeto, non è tra le più favorevoli, però una gara media, diciamo che posso far bene o male, tendente al bene però. Argentina per esempio è una gara male, tendente al male proprio. Quinto giro. Le gomme per il momento rispondono abbastanza bene. Buono, per il momento comunque tutto perfetto. A parte quella partenza rocambolesca. Certo che in questo gioco ho notato, ancora quando avevo cominciato l'altro anno, comunque il computer cade molto più velocemente rispetto alla MotoGP 14, 13. Molto bene, ragazzi. Dai, come no, però così. Occhio. Buono, buono, buono. È dura superarlo, eh. Dovrei rischiare di più. Con ste gomme non mi fido. Ecco qua, ho un po' spinto di più e subito vado lungo. 2 giri mancano, 2 fottutissimi giri. Le gomme sono abbastanza così. Mamma, qua ho sentito una vibrazione di quelle brutte, eh. Qua ho sentito proprio una brutta vibrazione. Dai, tutti in piedi per il duello. Anche Lorenzo accusa un po' di usura gomme, si vede. E infatti sono vicino. Ci sono anch'io, ragazzi. La gomma posteriore se ne sta dando prima. Incredibile. Vai. Mamma mia, ho il cuore in gola. Ho il cuore veramente in gola. No, no. Chiaramente io ve l'ho promesso un po' di rischio in più. Ed eccolo qua. Tutti in piedi, signori, tutti in piedi. Per capire se Rossi fa l'impresa. Qua esco bene, qua esco bene.
Ok ragazzi, adesso inizia l'ultimo giro. Il tipico final lap come indiano. E del giro dove siamo più vicini anche. Buon giro, veramente ottimo giro. E adesso mi sente, sono nei tubi di scarico. Non ci sono più le gomme, però attenzione, anche Lorenzo sbaglia. Anche Lorenzo sbaglia. Mamma che lotta. Mamma mia che lotta. Mamma mia che lotta tra i due Yamaha. Qua Valentino sta rischiando tutto, eh. Attenzione, Valentino tira fuori il gambino. Quando tira fuori il gambino sono cazzi di solito. Mamma mia che sfide però, signori. Neanche voglio guardare le gomme, ho paura. No? Mamma mia, non esistono più, fioi. Sono l'usura a gomma per eccellenza. Basta, non ce la faccio più, ho paura. Non ce la posso fare. Troppo usurate, troppo usurate. Va bene così, va bene così. Lorenzo ancora guadagna punti, ma adesso tocca a me tra poco. Sì. Buon secondo posto di Rossi. Molto vicino comunque. Ok. Va bene, va bene. Vediamo la classifica. Marquez terzo, vabbè. 90, 67, 50 sono secondo, a meno 23, va bene. Si può recuperare tranquillamente. Raga, un saluto dal Comendone. Veneziano. Ciao!